Questa trasmissione è offerta da Alphamed. Torniamo a parlare di tornate elettorali, parliamo questa volta di Codroipo al voto. Vi presento subito gli ospiti, che sono i 3 candidati alla poltrona di sindaco di queste amministrative. Gianluca Mauro, in rappresentanza di Fratelli d'Italia, Lega FVG per Salvini Premier, Codroipo al centro. Graziano Ganzit per Codroipo e poi Guido Nardini, Partito Democratico e Polo Civico. Dico a tutti le regole di questa puntata, ci saranno prima 2 domande da 1 minuto e mezzo l'una di risposta, ci sarà un cronometro, non si potrà parlare oltre e poi dopo la pubblicità ci saranno altre 3 domande, risposte da 1 minuto in questo caso e poi alla fine ci sarà lo slogan finale da parte dei candidati. Allora, cominciamo. Come si trova sulla scheda elettorale? Prima di tutto da Gianluca Mauro. Prima domanda, partiamo dal commissariamento dell'ASP Moro. Come si pensa di uscire da questa difficile fase e come si pensa di rilanciare il ruolo di Codroipo a cittadella della salute del Medio Friuli? A lei, Mauro. Beh, allora, innanzitutto è in atto un commissariamento, quindi sul commissariamento poco si può dire, poco si può fare. Purtroppo è successa questa cosa, la Regione ha deciso di commissariare la casa di riposo e l'Ente Moro e per cui dobbiamo attendere gli sviluppi e solamente quando il commissario ci dirà com'è la situazione potremo intervenire. Interverremo sicuramente vigilando come amministrazione comunale, ma anche proprio come cittadini di Codroipo, perché bisogna sempre ricordare che quello è un lascito ai cittadini di Codroipo e alla popolazione di Codroipo e quindi deve assolutamente essere discusso in città. Per quanto riguarda la sanità, insomma, le proposte sono quelle che dopo l'arrivo della cittadella della salute, nel frattempo, che arriverà circa, da quest'anno si stima circa tempi fino al 2024, bisogna potenziare i servizi sul territorio. Ci sono i medici di base che sapete benissimo che mancano, ma secondo me il partenariato pubblico-privato sulle visite mediche è una cosa su cui si deve andare, ma soprattutto bisogna cercare tramite le associazioni di organizzare dei trasporti per portare le persone, specialmente gli anziani, a fare delle visite mediche nelle vicine strutture, negli ospedali, perché purtroppo c'è anche questo problema che io ho constatato nelle frazioni. Quindi questi sono velocemente i punti su cui noi andremo ad agire. Grazie. Perfetto, grazie a Mauro. Proseguiamo con Ganzit, parliamo ancora del commissariamento ASP Moro e del rilancio del ruolo di Codroipo cittadella della salute del Medio Friuli. Ganzit. Sì, la prima cosa da fare è capire che oggi abbiamo un anziano molto diverso da quello di anni fa, quando è nato l'ASP Moro e aveva la sua funzione, diciamo, di casa di riposo. Oggi l'anziano ha una vita più lunga ma è molto più malato, è molto più, diciamo, ospedalizzato. Di conseguenza quello che sta succedendo, a mio avviso, è che la struttura sta diventando inadeguata, anche per l'invecchiamento della popolazione e dunque per la richiesta dell'utenza. A questo punto è chiaro che il processo deve essere, come si può dire, assorbito anche in previsione di avere una popolazione più invecchiata e più malata, deve essere inglobato, diciamo, più dall'assistenza verso la salute, la sanità. E questo sarà compito della cittadella della salute di immaginare la tipologia di popolazione e arrivare, diciamo, all'assistenza che gli serve. È ovvio che questa collaborazione deve esserci e sarà compito dell'amministrazione futura riuscire a portarla a casa. Nel contempo sappiamo che ormai da decenni l'ASP Moro aveva questi problemi e oggi è commissariata e di conseguenza l'unica cosa da fare in questo momento è lasciar lavorare il commissario e dopodiché ripartire creando e immaginando anche una struttura nuova, come sono le moderne strutture, diciamo, di residenze per anziani, che non sono chiuse come questa che diventa un piccolo ospedale, ma sono anche con dei parchi e delle strutture, diciamo, di verde che danno più vitalità anche alla persona. Perfetto. Passiamo la parola allora a Guido Nardini, stessa domanda, commissariamento ASP Moro, rilancio di Codroipo cittadella della salute del Medio Friuli. Nardini. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito. L'ASP Moro per noi è una cosa
particolare perché la viviamo come codroipesi come una cosa nostra. Noi ci preoccupiamo degli anziani, ci preoccupiamo del personale che opera all'interno, il commissario sta facendo il suo lavoro ed è giusto lasciarlo fare, però è anche giusto dichiarare che sono stati 10 anni nei quali 6 presidenti si sono susseguiti senza risolvere i problemi dell'AS Moro, anzi portando l'ultimo consiglio di amministrazione a richiedere il commissariamento lui stesso. Queste cose vanno dette, per ora le cose vadano avanti come è previsto, però a noi interessa la salvaguardia soprattutto, ripeto, degli anziani. In merito alla cittadella della salute, noi siamo assolutamente d'accordo, ma non basta avere una struttura, bisogna avere dei contenuti e in questo momento bisogna prepararsi a quel momento. Quindi sicuramente il medico di medicina generale dovrà essere un elemento importante. Oggi i cittadini di Codroipo hanno 800 cittadini di Codroipo non hanno il medico. A Codroipo mancano alcuni elementi base, alcune analisi, tipi di analisi, alcuni riferimenti di questo tipo che vanno ripresi. Quindi la nostra aspettativa è che si prepari a quel momento prima di aspettare 4 anni per la cittadella della salute. Perfetto, veniamo allora alla seconda domanda. Questa volta inizierà Graziano Ganzit. Rivolgo questa domanda. Villa Manin, come dovrà essere valorizzata una delle perle storiche architettoniche del Friuli Venezia Giulia, continueranno gli eventi o ci sarà altro nel vostro programma? Ganzit. Allora, prima cosa da fare è capire che Villa Manin è un ente autonomo e il comune quasi non c'entra niente. I grandi eventi vanno bene, ma vanno concordati anche con il nostro comune, perché altrimenti a noi restano solo i problemi, le rogne, diciamo tra virgolette, e non c'è assolutamente indotto verso il paese. Quello che serve in questi grandi eventi che portano gente a Villa Manin, serve un collegamento che venga, praticamente il turista che viene per questi eventi passi anche su Codroipo, si muova su Codroipo. Per fare questo è necessario avere un collegamento e soprattutto Codroipo abbia la grande opportunità come eventi collaterali, più o meno grandi, soprattutto di averne tanti, perché comunque se noi abbiamo la possibilità di fare eventi rendiamo Codroipo, come si può dire, appetibile, no? Curiosa. Allora abbiamo anche il flusso turistico che aiuta poi il commercio e tutto il terziario a stare in piedi. Ma se noi continuiamo in questo sistema qua, dove Villa Manin è completamente isolata dal nostro contesto anche amministrativo e dove il comune praticamente non c'entra niente ma deve solo prendersi gli impegni di garantire sicurezza stradale, gli impegni amministrativi, non ne usciamo. Il processo, diciamo, deve per forza arrivare su Codroipo attraverso piccoli eventi mensili ma continui e che siano facili da organizzare sulla nostra città. Perfetto. Allora andiamo avanti, arriva il gong, anche in questo caso non è arrivato, ma state usando molto bene tutto il vostro tempo a disposizione. Passerei la stessa domanda, Villa Manin, eventi e non solo, a Guido Nardini. Prego. Villa Manin è di Codroipo e del Medio Friuli, è gestita troppo lontano da noi riteniamo che debba Codroipo e il Medio Friuli riappropriarsi della struttura, ma non solo, ma anche dell'organizzazione. Non è uno scatolone da riempire, va programmato, va collegato con il resto del Medio Friuli, noi abbiamo anche altre entità come il Museo delle Carrozze, come il Parco delle Risorgive. In merito ai grandi eventi, se per grandi eventi si intendono l'afflusso di 30-40 mila persone, non so se la Villa Manin è più in grado di sopportare queste misure. Siamo per gli eventi programmati sia di natura culturale sia di natura musicale, ma vorremmo che questo fosse all'interno di un programma più ampio che mette in collegamento Codroipo città con Villa Manin e con il resto del territorio. Non è sufficiente più fare degli interventi spot che portano a poco se poi non sono coordinati. Rischiamo di svuotare Codroipo, riempire temporaneamente Villa Manin e poi non avere più nulla che ci resta. Quindi noi insistiamo affinché la gestione ritorni in ambito locale, affinché Codroipo e il suo sindaco possano avere una parola su questo argomento.
Perfetto, stessa domanda, concludiamo questa seconda tornata di domande con Gianluca Mauro, Villa Manin, eventi ma non solo. Mauro, prego. Beh, è chiaro che riportare Villa Manin nella gestione vicina al comune è, diciamo, il caposaldo del nostro programma. Ne ho già parlato assieme al Presidente Fedriga, che ha dato l'impegno che casomai venisse rieletto il prossimo anno sarà una delle cose che cercheremo di fare. Poi in che forma riportarlo a Codroipo, l'importante è che in qualsiasi forma venga riportato, i codroipesi e il Consiglio di amministrazione abbia la possibilità di decidere. Nel frattempo ripartiamo con i grandi eventi già quest'estate, cerchiamo di creare, come dire, una simbiosi tra l'assessorato alla cultura e l'ERPA, che ricordiamo, Villa Manin è stata portata via dalla gestione nostra tramite l'ERPAC, voluta dalla Serracchiani e voluta dall'assessore Torrenti. Quindi in questa situazione è stata protagonista quella giunta e non questa. Quindi riprendiamo con i grandi eventi, cerchiamo di fare sinergia in modo tale da portare Codroipo ad avere più decisione all'interno di questa situazione. L'esempio più classico potrebbe essere riprendere le mostre, portare un pezzo di mostra anche in centro a Codroipo, in modo tale che chi viene a vedere le mostre venga a finire di vedere i quadri a Codroipo. Finire di vedere i quadri a Codroipo vuol dire rivitalizzare un po' il centro e cercare di capire se in queste condizioni anche il commercio potrebbe avere dei buoni sviluppi. Perfetto, sul gong finisce anche questo secondo giro di domande, adesso spazio alla pubblicità, poi torneremo con questa puntata di Screenshot dedicata a Codroipo al voto. Pubblicità. Bentornati a Screenshot, puntata dedicata al voto, la tornata amministrativa che vede per protagonista tra queste anche Codroipo. Io vi riassumo i nostri ospiti, chi sono: Gianluca Mauro, in rappresentanza di Fratelli d'Italia, Lega FVG per Salvini Premier e Codroipo al centro. Poi abbiamo Graziano Ganzit in rappresentanza di Ganzit per Codroipo e poi Guido Nardini in rappresentanza di Partito Democratico e Polo Civico. Adesso è il turno in questa terza domanda di rispondere per primo Guido Nardini. Allora chiediamo qualcosa riguardante il periodo del lockdown che ovviamente ha penalizzato soprattutto il settore della ristorazione e del commercio. Come si pensa di rilanciare il centro cittadino di Codroipo e di rivitalizzare le attività produttive? Nardini. Grazie. Innanzitutto bisogna riportare i cittadini di Codroipo per primi in piazza. Per farlo bisogna organizzare anche piccoli eventi che si ripetono e sono programmati nel tempo, perché in caso contrario non riporteremo non solo i cittadini di Codroipo, ma neppure quelli del Medio Friuli o fuori dal Medio Friuli a Codroipo. Dopodiché, in collaborazione con gli enti, i commercianti presenti nel centro storico, che in questo momento escono da una grossa difficoltà, dobbiamo collaborare per capire cosa serve al centro storico per richiamare l'attenzione. Non bastano le iniziative, non basta sistemare il centro storico e abbellirlo, però sicuramente il decoro è un elemento importante. Un centro pulito, ben organizzato, richiama gente. Un negozio illuminato alla sera richiama gente, e questo è il minimo che possiamo fare se non coordinare con loro questi tipi di attività. Perfetto, un minuto di risposta anche per lei, Mauro. Prego. Certamente le iniziative sono importanti anche per noi, il commercio e il centro cittadino va rimesso in sesto approfittando magari della legge sviluppo impresa che c'è in regione. Io ho già dichiarato che per me sarebbe bellissimo il venerdì sera e il sabato poter chiudere il centro alle 8 di sera, organizzare delle manifestazioni, organizzare delle attività. Ovviamente tutto questo è sul modello, per esempio, di via Mercato Vecchio, dove cittadini, imprese e esercenti possono creare delle situazioni per lo sviluppo della nostra cittadina. È chiaro che questa è una cosa che va fatta di piano piano e di pari passo, ed è una cosa che tutti devono accettare. Io sono stato nelle vie queste sere di Codroipo e vedere venerdì sera una Codroipo così vivace, piena di ragazzi, piena di giovani che comunque non creano danni, non fanno nessun tipo di schiamazzo, sarebbe veramente la cosa giusta da fare per Codroipo.
Perfetto, chiudiamo questo altro giro di domande, lo ripeto, commercio, come si pensa di rivitalizzare il centro cittadino, un pensiero anche a tutte le altre attività produttive. Chiudiamo il giro di domande con Graziano Ganzit. Sì, la prima cosa da fare per rivitalizzare il centro storico è attrarre clientela, diciamo un flusso turistico da fuori. Per attirarlo da fuori tu hai bisogno di creare una serie di eventi, magari mensili, ma anche più spesso, il più possibile, che creino questa condizione di richiamo. Nella condizione di richiamo noi abbiamo bisogno, per far questo abbiamo bisogno di una piazza fruibile, dunque ci vuole un grande progetto in centro e un parcheggio che in questo momento diciamo, più o meno l'abbiamo nella ex area diciamo, del circolo agrario. Allora in questa maniera chi vuol venire a Codroipo trova facilmente da arrivarci o in treno o in macchina, viene in centro e il centro diventa una condizione per poter accogliere soprattutto i turisti da fuori, perché oggi come oggi dobbiamo sì portare la gente di Codroipo, ma abbiamo bisogno anche che venga gente da fuori. Alla fine una cosa molto importante è che il richiamo anche di un sistema agricolo crea la condizione di un turismo agricolo. Se riusciamo a portare tutto questo siamo a posto. Bene, allora adesso ricominceremo le domande da Gianluca Mauro, parleremo in questo caso di opere pubbliche, quale sarà la vostra opera principale o quali saranno insomma le opere principali che caratterizzeranno il vostro mandato qualora foste lei eletto a sindaco. Prego Mauro, un minuto per risposta. Innanzitutto il completamento delle opere già finanziate e già incominciate, per cui per esempio Piazza Dante che è già stata finanziata, e il 15 giugno cominceranno i lavori di Piazza Dante, quindi vedremo una nuova Piazza Dante con una viabilità diversa. Poi si potrebbero fare tutti gli elenchi delle cose che si vogliono fare su Codroipo. Io penso che siamo arrivati al momento in cui Codroipo debba decidere cosa deve diventare da grande, quindi tutto questo verrà valutato e valorizzato assieme alla popolazione di Codroipo e soprattutto anche delle sue frazioni attraverso l'iter peraltro già iniziato di un nuovo piano regolatore generale. Così Codroipo si farà il vestito, si farà un'idea di quello che vuole fare da grande. Ormai sono passati troppi anni per cui si va avanti a varianti e secondo me è giunto il momento che noi diamo un futuro assieme ai giovani a questa città, come la vogliono vedere loro e cosa vorranno loro. Anche per Ganzito un minuto a disposizione per questa domanda, prego. Sì, velocissimo. Le opere pubbliche vanno divise in due settori, le grandi opere che servono a rendere bella la città e proiettata nel futuro e le piccole opere che servono ai cittadini. Le grandi opere richiedono ovviamente tempo, immagino la costruzione di una nuova piazza, un municipio, ma soprattutto anche Villa Ballico, queste sono anche finanziate, di conseguenza queste prenderanno il loro iter e richiederanno degli anni per essere fatte. Quello che invece possiamo fare subito sono le opere piccole che però servono a un richiamo turistico molto elevato. Penso ad esempio a tutto quello che è l'aspetto è soprattutto per la fruibilità urbana e penso agli orti urbani, penso a tutto il ripristino della viabilità sia ciclabile e sia della viabilità agricola. Queste sono opere che vanno fatte perché ci si dimentica di questo pensando solo al fatto che costruisci un edificio. In realtà è l'intero territorio che va tenuto bene, come opera pubblica richiede una manutenzione costante e continua. In questa maniera saremo in grado di portare, a mio avviso... Perfetto, allora proseguiamo con Guido Nardini, stesso tipo di domanda riguardante le opere pubbliche. Nardini. Dobbiamo ripartire dall'identità di Codroipo. Non vogliamo una città più grande, ma una città più bella, vivibile, in cui alcune cose debbano e possono essere fatte, certamente la riqualificazione della piazza, ma non pensiamo solo a Codroipo, ci sono le frazioni che sono elementi storici importanti su cui noi vorremmo ridefinire alcuni interventi a cui ci teniamo. Non è il tempo di fare un elenco di opere pubbliche particolari, però guardiamoci intorno, è stato citato un attimo fa un parcheggio che poi non è un parcheggio ma semplicemente era l'ex cantina sociale. Ecco, quella è un'area che andrebbe riqualificata, è vicino al centro e potrebbe portare sicuramente qualche elemento in più. Non c'è solo quello, ce n'è molte altre, ci sono opere anche sportive che sono già in progetto. Io penso che dobbiamo pensare a una nuova Codroipo e capire dove vogliamo andare.
Adesso sempre avete un minuto a disposizione per questa domanda, ricomincerò da Ganzit. Come intraprenderà eventualmente il suo ruolo di sindaco? Quale sarà il suo primo atto, eventualmente da primo cittadino? Prego. Beh, dobbiamo immaginare quello che è successo, cioè analizzarlo in maniera profonda. 2 anni di lockdown, una pandemia, una guerra in corso. Abbiamo avuto la corsa ai supermercati, ho visto negli anni quello che è successo nel 73, cioè noi corriamo un rischio molto grosso, di conseguenza io come sindaco ho il dovere di immaginare che la prima condizione per poter dare un minimo di sicurezza e di certezza nel futuro per i miei cittadini sia quello di gestire una sovranità alimentare. Rilanciare subito tutto questo aspetto è importantissimo perché comunque in questa maniera possiamo affrontare una crisi, altrimenti saremo, come dire, nudi e questo sarebbe veramente un grande guaio. Però dobbiamo essere felici, dobbiamo trovare in noi stessi quella gioia di essere in grado di avere la forza per gestire questo passaggio verso la libertà. Bene, proseguiamo con Nardini. Stessa domanda, come intraprenderebbe eventualmente il ruolo di sindaco e quale sarebbe il suo primo atto da primo cittadino? Nardini. Innanzitutto un sindaco deve essere disponibile e presente, perché se non lo è i cittadini non possono capire quello che il sindaco vuol fare per la città. Deve assumersi la responsabilità, deve ricucire i rapporti all'interno del proprio territorio e deve essere pronto all'ascolto, cosa che stiamo facendo in questi giorni con tutti i cittadini di Codroipo, e deve farlo soprattutto con grinta e passione. Il primo atto che farei, alzerei il telefono e chiamerei tutti i sindaci del Medio Friuli per ridare forza a questo territorio, perché solo insieme e uniti possiamo raggiungere gli obiettivi che un territorio così importante all'interno della nostra realtà può raggiungere. È un beneficio per tutti, per il Medio Friuli, per tutti gli abitanti di Codroipo. Ci tengo a sottolinearlo perché è un elemento su cui si possono raccogliere forza e anche obiettivi precisi da proporre poi a livello superiore. Bene, passiamo e concludiamo questo giro di domande con Gianluca Mauro. Prego. Io dico quello che ho detto l'altra sera. Il mio primo atto è quello di andare a conoscere i dipendenti del comune, che in questi anni so che non hanno goduto di una grande stima e di una grande considerazione. Questo per il semplice fatto che qualunque sindaco, qualunque giunta che noi metteremo in piedi, senza il loro prezioso contributo nel dar atto a quello che noi andremo a chiedere e a fare, non potrà mai avvenire. È chiaro che i dipendenti devono sentirsi partecipi di quello che noi andiamo a fare, quindi questo sarebbe il primo atto. E poi incomincerei subito lavorando sul piano regolatore, su queste cose, perché questo è il futuro. Ripeto, il Medio Friuli, ho sentito, è una grande cosa, è una cosa che è impressa su una pietra, mi è stato detto, però io penso che soprattutto bisogna risolvere prima i nostri problemi a Codroipo e poi una volta risolti possiamo coinvolgere i comuni vicini che spesso sono più avanti di noi. Allora, adesso avrete 30 secondi a testa per dare una propria indicazione di voto, un appello ai vostri cittadini. Concludiamo ricominciando da Guido Nardini. Prego, 30 secondi. Ok, io e la mia squadra riteniamo di essere il vero cambiamento per Codroipo. Siamo uniti con passione e tante competenze. L'amore per Codroipo è il nostro carburante ed è per questo che io sono fiero di guidare questo gruppo, perché vogliamo una Codroipo sicura, forte e bella da vivere, in cui tutti abbiano il piacere di confrontarsi, di stare insieme e di tornare a trovare un momento di serenità dopo un periodo abbastanza buio. Bene, 30 secondi anche per lei, Gianluca Mauro. Beh, anch'io penso di avere una squadra all'altezza, di avere una squadra capace. Il mio sogno è quello di continuare la campagna elettorale, quello che si sta facendo nella campagna elettorale, incontrando cittadini, incontrando persone, perché solo tornando ad ascoltare la gente che ti dice le necessità del momento, ma sicuramente ti guida verso le scelte corrette future. Bene, e allora concludiamo con Graziano Ganzit, anche per lei 30 secondi di appello.
Perché votarmi? In fondo il futuro l'ho già visto con la mia età e me lo immagino, e dunque per affrontarlo hai bisogno soprattutto di superare anche la positività e l'ottimismo. Ci vuole un virus molto più potente, ma molto più forte, ci vuole il virus della felicità. E la felicità è il primo obiettivo da raggiungere per poter avere la libertà. Se non abbiamo questa libertà non abbiamo nient'altro. Dunque un appello, votate e rimanete felici. Bene, allora io ringrazio i tre ospiti che ci hanno accompagnato per tutta questa puntata di Codroipo al voto. Ringrazio Gianluca Mauro per Fratelli d'Italia, Lega FVG, per Salvini Premier, Codroipo al centro, Graziano Ganzit per Codroipo e Guido Nardini per Partito Democratico e Polo Civico. Grazie a tutti, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Alphamed,